e su sardu l'ho imparato discutendo amigos e facendo brigas con Antoni Moruggio. Tanto essere in nuove ore a mettere Antoni è un'emozione manna. E questa pregunta che mi ha fatto Paolo me l'ha fatta sul 2006-2007, se non metto male, ha poi scritto un libro intitolato Venidores. Questa era un'analisi più sociologica che letteraria della narrativa di Masarda. E ha fatto questa chicca, risulta che quando faidiamo di letteratura sarda, vamos a faidare della letteratura regionale sarda, esternare basta come si nasce in Sardegna e tanto è un autore della letteratura sarda. E questo è vero sul meccanismo letterario italiano, no? Questa letteratura italiana mescalmente è fatta da letteratura regionale. Però la letteratura è fatta da una lingua, una lingua è una letteratura, e la letteratura sarda a essere in lingua sarda o a suo manco vamos a conoscere che ha due possibilità, no? La letteratura dei sardos che può essere in lingua un scrittore che fa in reale e tanto destina a me, tanto scrive in alligheria. O se adesso sta Barchino, quando scrive da Barchino, scusate. Però si deve essere concreto, no? Con l'idea della Sardegna, con l'idea della nazione sarda, con l'idea dell'indipendenza sarda, con l'idea della storia della Sardegna. Vamos a cercare di comprendere se questa possibilità, che si vede concretamente una letteratura in lingua sarda. E tanto devo essere io che mi dai a paga di letteratura, però ho posto a fico, ho preso che sul problema della letteratura in lingua sarda è scritto io in agricoltura, è questa cosa del chilometro zero, e sta a narrare che dei scrittori in lingua sarda abbiamo un tono in Sardegna, e non solo dei poeti, abbiamo un montone di narratori, ma quando pubblicano sul libro non tengono un editore o assolutamente alcun distributore, e tanto sono libri, sono romanzi, sono contos fatti in Selargius, in Tartari, in Novisù, sono libri fatti in Tartari, in Castello, in Novisù, sì. E questa ragione principale, perché non conosciamo questi autori, queste narrazioni, è questo, perché non bisogna essere librerias. Quando dopo ho fatto questa chicca con questi imprenditori, su 80% dei suoi libri mi ha dato un po' di amigos Mario Puglio sul capo Escuso e Salvatore Tolle sul capo sul contrario, Salvatore Sole sul capo Escuso e Mario Puglio sul capo Giusto. Probabilmente Puglio che stinde che fa sul dizionario e tanto ha bisogno dei libri e mi ha dato due valigie. E Salvatore, come critico letterario del Salone Sardegna, mi ha dato due altre valigie. Ma Mario non conosceva solo i libri di Salvatore non conosceva solo i libri del Puglio, però interviene sus cabos de Sardegna. E tanto alla fine di desenvolvimento che vi vogliono essere libri belli e libri feos, come è naturale in tutta la letteratura del mondo, ma noi non scriviamo nulla, proietta o l'ha scritto un amico nostro
questo libro, o essa libreria non resta, o sul mercato culturale non risulta, probabilmente sta Nuova Sardegna, su Nuova Sarda, che sono altri metodi di comunicazione, di questo non si può difendere. E quando si difende da questa televisione locale, che sono attese sempre sul chilometro zero. E questa televisione tattaresia, l'autore tattaresio è presentato, ma questa televisione campidanese non risulta. Intanto il motivo principale, noi non conosciamo su chi ha, si sposta. Noi siamo a intro di una mentalità feudale, e noi su parole e su merito. E tanto questa gente risorsa non si alza con quella cosa gente del secolo, di mancare che sia una carriera sola allo spazzire. E sostenibilità, anche essere nemico che sono già basati, avete sì no, su parole non scontento. Su feudalismo è finito, però questa mentalità è galonausa ed è scomoda forse dai legami che questa cosa è scambiando in vita. Poi sono giovani, finalmente, sono giovani che si pongono aiuto che sono molto sardo, ma intende l'uso questa rivalità feudale di una vita sacra. Siamo usati tutto, no? E fino a questa idea accademica due sardo mandano, usato una fidelità da usato dovuto risultare sacra, è un meccanismo feudale, non è sacralità, è questa volontà di sospendere, di Sardegna, di non separare, di non sfagare completo. E si investe, si torniamo a scoprire, studiamo, potevano scoprire che dei romanzos bellos vi da mela, non vi da montones, però vi da mela.